Noi siamo un panificio che produciamo solo prodotti biologici, e quasi tutto con pasta madre. E siamo nati 40 anni fa perché ci credevamo, perché era una filosofia di vita, e quindi anche se il DNA, mia nonna aveva già la cucina nel sangue, e ci siamo incrociati con questo progetto con il professor Gasparini, critico gastronomico, perché cercavamo dei frumenti, delle materie prime locali da lavorare, quindi farine, frumenti. Abbiamo cominciato col frumento Piave, un frumento antico dell'800, e quindi poi abbiamo cominciato a dire: ma perché non lo seminiamo qui, ma perché non seminiamo anche qualcos'altro, ed è nato questo nostro campo catalogo in cui portiamo le scolaresche e facciamo vedere le varie materie prime che lavoriamo. Il riso è nato perché, diciamo, una volta comunque il limite era Castelfranco, non siamo mai arrivati in su, è stata un po' una sfida, ecco, che abbiamo voluto metterci alla prova per vedere se era possibile coltivare il riso anche nel quartiere del Piave, ecco. È una sfida, sembrerebbe andata a buon fine, ecco. Però è una coltivazione che si presta, anzi direi, è cresciuto molto bene. E noi lavoriamo che facciamo torte, piatti, pane col riso, e quindi filiera cortissima. Sì, il progetto Orto del Pane è nato un po' partendo appunto dal pane, dall'idea che per molte persone riuscire a vedere dei cereali dal vivo non è una cosa così semplice, e soprattutto in ambito biologico vengono utilizzati molteplici cereali, non solo frumento, quindi farro, orzo, grano saraceno, spelta, che raramente appunto si possono vedere. Inoltre poi i cereali cosiddetti tra virgolette antichi, che poi così antichi non sono, ma diciamo recenti, sono molto in uso in quest'ultimo periodo, molto di moda, e con Franco e Andro di Aries Pasteria appunto è venuta insieme a Danilo Gasparini, che è stato l'ideatore del progetto, è venuto in mente appunto di creare questo piccolo orto chiamato Orto del Pane, in cui poter far crescere queste varietà e queste tipologie di cereali in modo da poter far vedere anche alle persone come si sviluppano nel corso dell'anno. Siamo partiti appunto dai cereali così autunno-invernali, quindi vari frumenti, per poi passare ai cereali estivi, tra cui anche abbiamo piantato mais e il riso, una piccola parcella abbiamo dedicata anche al riso.